Amici dell'edicola di Pinuccio, buonasera, adesso sì che siamo in diretta. Subito 1-0 della Coupe Volley Catania. E allora, ci sono tante novità in campo, soprattutto per la Jolly, perché manca un elemento fondamentale. L'allenatore, mister Tonino Chirumbolo, che ha risolto con la società il contratto, e lo salutiamo e lo ringraziamo per tutto quanto. Auguriamo un in bocca al lupo per il futuro a mister Chirumbolo. Degli esposti, alza all'indietro per Massimiliano Lopetrone, che torna come schiacciatore e torna libero. Fabio Remo 1-1. Decima giornata di campionato Serie B maschile. La D per Pallavolo Jolly 5 Frondi affronta Arricchiggia Coupe Volley Catania. Massimiliano Lopetrone buona la sua spin. In bagger la Coupe Volley per il numero 17 Marco De Costa, che viene murato dalla Jolly e passa in vantaggio 2-1. Jolly 5 Frondi in cerca di riscatto in questa partita dopo la brutta sconfitta settimana scorsa contro Partinico per 3-1. C'è. Al servizio per la Coupe Volley il numero 17 Marco De Costa. Coupe in campo con Marco Corallo, Gabriele Nicosia, numero 5 Giuseppe Mancuso, numero 11 Francesco Scuderi. Forte intanto l'attacco di Dionisio Di Pasquale, il recupero però della Coupe. Difende Massimiliano Lopetrone, in bagger Dionisio Di Pasquale per Matteo Bonati, che mette a terra il numero 16 Giorgio Calabrese, il numero 17 Marco De Costa e il libero Sergio Magri. Allenatore Fabrizio Petrone. Il primo arbitro è Gabriella Notaro, il secondo arbitro Gianluca Branca. Qui con me come sempre al commento Renato Gallo. Buonasera, buonasera. Prima non eravamo in diretta, abbiamo parlato un bel pezzo, però Sì. non era partita. Forte la spin ma out. La spin di Peppe Orlando. E alla regia torna la regista titolare nostra, che è Annalisa Gallo. Tre a 3 il punteggio. Nicosia al servizio. Al Palabonini di 5 Frondi. Riceve Max Lopetrone degli esposti, cerca e trova Matteo Bonati, che ottiene il money out. 4-3. Luca degli esposti al servizio, quindi Jolly in +1. Non bene la ricezione di De Costa, pronto all'attacco Corallo, raccoglie Walter Vaiana, murato Dionisio Di Pasquale, difende però degli esposti. L'alzata di Fabio Remo, ottima per Matteo Bonati, bello in lungolinea del Ligure. 5-3 break Jolly. Ancora Jolly al servizio, ancora Luca degli esposti. Servizio su Corallo. L'attacco centrale vincente, bella la rotazione del braccio di Francesco Scuderi, che riporta a -1 la Coupe Catania. Coupe terzultima in classifica, a caccia di punti salvezza. Vuole ottenere il risultato qui al Palabonini, come ha fatto lo scorso anno. Servizio Coupe, riceve Matteo Bonati, Luca degli esposti al centro per Walter Vaiana, colpo messo a segno. 6-4. E l'anno scorso le due squadre si sono affrontate ai playoff. Abbiamo visto due belle partite, poi la Coupe è passata al golden set vinto. Matteo Bonati, il servizio sul libero Magri, out poi il colpo. 7-4 per la Jolly 5 Frondi. Stiamo rivedendo anche il replay della nostra regista.
Servizio di Matteo Bonati, molto ferma teso sul nastro. sulla rete, sì. E quindi quinto punto per i catanesi. Con Marco Corallo che si appresta a servire. Spin per Marco Corallo, si ferma sulla rete e torna a +3 la Jolly. Walter Vaiana al servizio. Le indicazioni di Fabio Remo dalla panchina. Servizio su Corallo, un po' in difficoltà qui la Gupe e non riesce a rimandare di là il numero 16 Calabrese. Quindi nono punto per i padroni di casa, 9-5. Chiama timeout coach Petrone. Primo timeout di questo incontro sul 9-5 per la Jolly Cinquefrondi. E intanto approfitto anche per salutare tutti i catanesi che ci stanno seguendo e ringrazio i social media manager della Gupe che hanno condiviso la diretta. Ovviamente salutiamo anche tutte le altre famiglie dei ragazzi che ci stanno seguendo mentre stiamo vedendo la panchina della Jolly. 9-5, squadre che tornano in campo. Walter Vaiana raccoglie il pallone ed è pronto al servizio. Stende il braccio e fischia Gabriella Notaro. Buono il servizio di Walter Vaiana in zona di conflitto. Poi schiaccia Calabrese, pallone sbucciato dal muro della Jolly. Degli esposti e bella l'alzata per Max Lopetrone che mette a terra. 10-5. La grinta di Fabio Remo dalla panchina a dare il 5 al suo compagno che ha realizzato questo punto. Jolly avanti di 5, Walter Vaiana al servizio. Servizio sul libero, non al meglio la sua ricezione. Si ferma sulla rete poi l'attacco di Giorgio Calabrese. 11-5. Nella Jolly torna anche disponibile l'altro centrale Pasquale Arena, adesso in panchina. Indisponibile invece l'opposto Emanuele Renzo. Walter Vaiana pronto al servizio. Teso. Sempre tesa, sì, però ricevuta bene dalla Gupe che adesso attacca con De Costa. Toccano i giocatori della Jolly. Sesto punto per la Gupe Catania. 11-6. Abbiamo visto anche il replay dell'azione. Francesco Scuderi al servizio. Fanno sentire anche i pochi tifosi del Catania venuti fino a qui. Degli esposti l'attacco di Peppe Orlando. Non voluto questo pallonetto perché era preso un po' in controtempo. Sì, proprio la falangina è un pezzo d'unghia. È riuscito a spostare la palla quanto sì, basta. sì. Dionisio Di Pasquale al servizio. 12-6. Riceve la Gupe. Attacca il numero 17 De Costa. 4. Si gioca Fabio Remo. Degli esposti per Massimiliano Lopetrone. Cerca l'incrocio delle linee però non lo trova. 12-7. Pensavo fosse 4, invece sì. Infatti i sotto gli occhi dell'arbitro. I giocatori della Jolly erano pronti ad esultare, ma è stata subito richiamata l'attenzione da Luca Degli Esposti. Intanto Mancusa al servizio per la Gupe. Su Matteo Bonati. Era teso, è stato bravo Matteo. Dionisio. Forte l'attacco di Dionisio Di Pasquale sul libero. Magri tenta una parata Magri, ma il pallone scende verso il basso. 13-7.
Massimiliano Lopretrone è rientrato in questa partita dopo un piccolo infortunio e con la sua spin Out. che danza un attimo sul nastro, Poi e pallone finisce in out. tribuna, sì. Rientrato come schiacciatore Renato. Rientrato nella sua, Massimiliano certo, Lopetrone, nella sua, perché stava giocando da libero, di fatto. non potendo saltare, aveva un piccolo infortunio. Ristabilite le gerarchie nella Jolly. Adesso De Costa, il servizio molto teso, mette in difficoltà Fabio Remo. E poi infatti il pallone era molto basso, non è riuscito a recuperare col piede Luca Degli Esposti. 13-9. Ace sporco di Marco De Costa, che adesso tenterà di replicare il servizio. Si vanno a sentire i tifosi qui al Palabonini. Servizio teso, ancora Marco De Costa. 13-10, 2 di fila per lui. De Costa pronto per il terzo consecutivo. Eh sì, c'è Costa 2 punti, c'è Costa. Riceve Fabio Remo, attacco centrale di Pepperland, si tuffa Massimiliano Lopetrone, ma non riesce ad arrivare in tempo su questo pallone. Si va sotto la Cupe Catania, 13-11. 4 punti consecutivi. Sì. Ancora quindi De Costa. Servizio su Matteo Bonati. Degli Esposti a cercare il suo opposto, Dionisio Di Pasquale che schiaccia forte, pallone che torna nel campo della Jolly. Degli Esposti ancora per Dionisio Di Pasquale, bravo qui Magri, pallone che viene recuperato dalla Cupe. Peppe Orlando, Degli Esposti stavolta va da Matteo Bonati che mette a segno il 14° punto della Jolly 5 Frondi. Brava qui la Jolly, Renato. Molto cresciuto Matteuccio, che ormai dovremmo chiamare Matteo. Il nostro Matteuccio, vecchia conoscenza dall'età di 17 anni. Sì. Peppe Orlando al servizio, prova la spin, ricevuta bene dalla Gupe. Il blocco della Jolly. De Costa, Alzenbacher per Lungo. Corallo. Colpisce male il pallone, spedisce un missile. Si tentava di prendere le mani del muro, ma tra un po' prendeva il muro della palestra. ha preso il muro. 15-11. Sempre muro, Peppe Orlando al servizio, spin per lui, eccola. ricevuta benissimo dalla Cupe, si deve inginocchiare l'alzatore. Questa qua volta c'è il c'è tocco. Sì, qua c'è il tocco. Bravo Calabrese a spezzare A un trovare po' il ritmo questa della volta Jolly. la falangetta di Vaiana probabilmente. 15-12. Gabriele Nicosia al servizio. Anche lui l'abbiamo sentito e risentito nei precedenti campionati di Serie B. Servizio jump float. Luca Degli Esposti cerca e trova Matteo Bonati che mette a segno il 16° punto. Bravo Matteo Bonati in questa occasione ed è pronto al servizio Luca Degli Esposti. Servizio su Corallo, sbuccia le mani del muro avversario il numero 16 Calabrese per riportare a -3 la Cupe Volley Catania. È un gruppo molto giovane quello della Cupe. Calabrese al servizio, un altro missile. 17-13 dopo questo pallone out. Matteo Bonati pronto al servizio per la Jolly. Servizio su De Costa.
Corallo attacca la manona di Luca degli Esposti, poi Dionisio Di Pasquale. Sì, allunga. Bravissimo Dionisio Di Pasquale. Dionisio preso in contropiede, vede la Gupe tutta sotto rete e prolunga questo pallone all'angolino, all'incrocio delle righe, portando così a casa il 18° punto. Un colpo d'esperienza questo di Dionisio, 18-13. Eh sì, era l'unica, quello è l'unico colpo che hai. Ancora Matteo Bonati al servizio, la sua solita rincorsa, mette un po' in difficoltà la Coupé, schiacciata senza muro degli Esposti per Di Pasquale che viene murato, poi il pallone raccolto dalla Jolly, un pallone arretrato poi per Dionisio, la schiaccia ugualmente, un po' di difficoltà qui nella Coupé. Vaiana degli Esposti la alza per Max Lopetrone che schiaccia forte ma viene murato nonostante il muro era distaccato dalla rete. Pallone è passato, 18-14. Sì, degli Esposti è stato preso in contropiede, stava indietreggiando, la palla gli è cascata davanti, non ha fatto in tempo a invertire la marcia, a cambiare da retromarcia a ridotta in avanti. Spin, salto intanto, buono, ace di Marco Corallo. Bella questa battuta spin. Pallone che si deve cambiare per igienizzare in quanto toccato da uno spettatore. Corallo ancora al servizio per il bis, ancora spin per lui, riceve bene Fabio Remo degli Esposti, all'indietro per l'opposto Dionisio Di Pasquale, pallone recuperato dalla Coupé, poi ancora Fabio Remo degli Esposti, dietro ancora per Dionisio Di Pasquale che stavolta mette a segno ed è 19-15 per la Jolly di la Jolly Cinquefrondi. Servizio di Walter Vaiana. Pallone molto teso, mette in difficoltà la Coupé. Buono poi l'attacco di Calabrese per il 19-16 qui al Palabonini in questo primo set. Ed è pronto al servizio Francesco Scuderi. Le indicazioni di coach Petrone. Servizio su Matteo Bonati, tiene bene degli Esposti ancora per Dionisio Di Pasquale. Buca i 3 metri Dionisio Di Pasquale, senza muro. C'era il muro, era un po' bassino però. Sì, non ha fatto in tempo a spostarsi su Di Pasquale. Si attendevano un primo tempo su Orlando. Dionisio Di Pasquale al servizio, vediamo se entra la sua spin. Entra però. Peppe Orlando poi non si fa pregare, salta e mette a segno il punto numero 21. Timeout chiesto da coach Fabrizio Petrone, il secondo di questo set. Il primo l'abbiamo visto verso l'inizio. E vediamo inquadrata la panchina della Coupé Catania. Sembra che la Jolly si stia sfogando un po' in campo. Sfoga la rabbia con colpi abbastanza forti. (21-16). Indicazioni di Dionisio Di Pasquale, il rientro in campo delle due squadre. Altre indicazioni di Fabio Remo a Luca degli Esposti.
Dionisio Di Pasquale, spin che si ferma al centro della rete. 17° punto Cupe. Mancuso al servizio. Mancuso più C'è 1. un cambio. Vediamo, Entra il numero 3 ed esce il numero 13. Ce l'hai tu il 13? Flavio Romano. Entra Flavio Romano ed esce Marco Corallo. Per la linea di ricezione, di difesa della Gupe Catania. Servizio di Mancuso su Matteo Bonati, degli esposti al centro per Pepperlando, l'attacco è out però. 21-18 quindi il punteggio. Intanto out questa rotazione di Peppe Orlando. Sempre con Mancuso al servizio, sempre su Matteo Bonati che riceve sempre bene. Ed è out anche questa di Massimiliano Petrone. C'è un tocco secondo l'arbitro, Renato. C'è tocco? Secondo l'arbitro sì. A me non è sembrato perché Max ha fatto partire un bel missile terra-aria. Infatti ci sono un bel po' di proteste della Gupe Catania. Le proteste di Mister Petrone, le proteste dei ragazzi. 22-19. 22-18. 18, giusto. C'è da sistemare il tabellone su indicazione della nostra regista. Tabellone del... Avevo sbagliato anch'io, avevo fatto 21-19, 22-18. Sì, ma perché eravamo pronti all'indicazione dell'arbitro, che è stata diversa invece. Tocca a Matteo Bonati su questa diagonale. Ora 22-19. Si chiude il cambio, esce quindi Flavio Romano, rientra il numero 3 Marco Corallo. Marco De Costa pronto al servizio, ma c'è time out chiesto dalla Jolly Cinquefrondi, dal capitano Dionisio Di Pasquale. Sì, è Fabio Remo che dà le indicazioni ai suoi compagni di squadra. Eh sì, Fabio aveva fatto, mi pare, anche il corso per allenatore, anche se ufficialmente non c'è un allenatore ancora qui a Cinquefrondi. Vedremo l'evolversi delle prossime giornate. Magari intervisteremo il DS, non so se ci può dare qualche anteprima, qualche rumor. Dubito che ancora ci sia già qualcosa nell'aria. Vedremo. 22-19. De Costa su Matteo Bonati, Dionisio Di Pasquale. Olè. Ha tentato la parata Marco De Costa, pallone che gli rimane lì. Sì, ad altezza d'uomo, non avevi possibilità se non di petto. 23-19. Ho dato l'indicazione. Stop di petto e rilancio. Peppe Orlando al servizio, spin per lui. Vediamo se entra, ma c'era già posizionato Macri anche dalla nostra parte. Dionisio in bagger per Matteo Bonati, murato, si tuffa Peppe Orlando, ma il pallone rimbalza sotto la rete per il 20° punto della Gupe Catania. Muro che si posiziona su questa alzata di Dionisio Di Pasquale da fondo campo, quindi palla lunga. È stata bella la ricezione di Macri, perché Macri non si è spostato, era lì. Già lì, fermo. Servizio di Gabriele Nicosia, non bene qui Fabio Remo, degli esposti in bagger per il colpo forte di Dionisio Di Pasquale, pallone poi recuperato e free ball. Vediamo come la sfrutta la Jolly Cinquefrondi. Matteo Bonati, palla spinta, poi tocca con la schiena la rete. Sì, alzata male quella palla. 23-21. Cambio. Altro cambio, sì, nella Gupe Catania. Esce il numero 4 Nicosia ed entra il numero 15 Gabriele. Riccardo Scuderi. Scuderi? Sì, abbiamo un altro Scuderi in campo. Entra Scuderi? al servizio Riccardo. Entra al servizio Riccardo Scuderi.
Servizio teso sempre su Matteo Bonati che continua a ricevere bene, cercato Dionisio Di Pasquale, però c'è, ha calpestato. E la Coupe si fa sotto 23-22, chiama il secondo time out a Jolly, sì. Dionisio Di Pasquale, capitano. Giusto così la Coupe si fa sotto ed è pronta a riagguantare il punteggio. Cattive ricezioni, cattive costruzioni hanno permesso alla Coupe di riagguantare la Jolly. Quasi. Siamo 23-22, Era sotto, siamo partiti dal 22-18, Gabriele. Sì. Torna al servizio Riccardo Scuderi. Riceve Max Lopetrone per la Jolly degli esposti all'indietro per Dionisio Di Pasquale. Pallone che carambola. Alza Fabio Remo in bagger per Matteo Bonati Murato. Buona la copertura di Walter Vaiana. Però non è buono il colpo poi di Matteo Bonati. Confusione in campo. 23 pari. Ora sì che riagguanta il punteggio la Coupe Catania. Ha qualcosa da dire il capitano Dionisio Di Pasquale? Perché dopo il tocco del muro comunque c'è stato un rimpallo a favore della Coupe. Ancora il servizio Riccardo Scuderi. Max Lopetrone riceve degli esposti, poi Matteo Bonati che questa volta mette a segno il 24esimo punto per la Jolly Cinquefrondi. Si chiude il cambio, esce Riccardo Scuderi e rientra Gabriele Nicosia che poi lascia spazio al numero 18, il libero Magri. Jolly al set point in questa zona calda del set, uno solo a disposizione, Luca degli esposti al servizio. Pallone che passa, si lamenta la Jolly probabilmente per una doppia, un po' di confusione in campo. Il primo tempo che termina completamente out. Francesco Scuderi si mangia l'opportunità di pareggiare, anche perché c'era un po' di confusione nel campo della Jolly. Si chiude qui il primo set al Pallabonini di Cinquefrondi 25-23. Hashtag few per la Jolly, anche perché nelle precedenti partite ha dimostrato di soffrire un po' questa zona del set, non sfruttando molti set point, e poi quei set lì li ha anche persi. Ricordiamo un 30-28 2 settimane fa contro Siracusa, primo set. Vediamo chi sta giocando in questa 10ª giornata di campionato. Abbiamo la Tonno Callipo contro la Volo Saber Palermo, poi la Universal Catania contro la Volley Catania, Costa Dolci Papiro Catania contro Paumar Volley Siracusa, Aquila Bronte Catania che affronta Raffaele Lamezia, poi Savam Costruzione Letojanni contro Partinico Palermo, e la stiamo vedendo poi Jolly Cinquefrondi contro Coupe Volley. Vediamo i risultati invece della precedente giornata. Ce l'abbiamo? Scorsa giornata, eccola qua. Raffaele Lamezia che ha vinto 3-0 in casa contro Universal Catania. La Coupe Volley ha perso 3-0 contro Letojanni. Costa Dolci Papiro ha vinto 3-1 contro Palermo. Ormai Letojanni che si sta facendo un campionato per sé. Volley Catania che ha perso 2-3 contro Aquila Bronte. Partinico ha vinto 3-1 contro la Jolly Cinquefrondi. E poi Siracusa ha vinto 3-0 contro la Tonno Callipo. Vediamo invece la classifica. Ce l'abbiamo? Eccola qua la classifica con Letojanni a punteggio pieno, prima 27 punti, poi segue Raffaele Lamezia 24, Costa Dolci Papiro a 18, Siracusa a 15, quarta, deve ancora recuperare una partita. Jolly Cinquefrondi quinta in classifica con 14
A pari punti Aquila Bronte a 14, Universal Catania settima con 13 punti, Volo Saber Palermo ottava con 10 punti, Partinico Palermo nona con 8 punti, Volley Catania 7 punti a pari punti con la Cupe Volley e la ultima, la Tonno Callievo Calabria Vibo Valencia con soli 2 punti. Torniamo con le immagini in diretta. Eccole, qui al Palabonini, una fischiata adesso gli arbitri, squadre che possono rientrare in campo, non ci sono cambi nelle due formazioni. La Jolly il solito 6 che si può ripetere a memoria, Bonati, Orlando, Remo il libero degli esposti, Vaiana che lascia il posto al libero, Dionisio Di Pasquale e Massimiliano Lopetrone. Confermanti anche i 6 della Cupe Catania, quindi De Costa, Calabrese, Scuderi, Mancuso, Corallo, Nicosia e il libero Magri. Quasi tutto pronto ancora? Ok, adesso fa accenno il secondo arbitro che si può partire. Quindi Max Lopetrone al servizio. Strano che la Jolly parte con lui. Spin ricevuta benissimo da Magri. La alza Scuderi. È una doppia però. No, Scuderi, pardon. È Mancuso. Mancuso ha fatto la doppia. Sì, 1-0. Ancora Max Lopetrone al servizio. Sempre spin, questa volta si ferma sulla rete, 1 pari. Ed è pronto al servizio Gabriele Nicosia. Servizio su Massimiliano Lopetrone degli esposti, sistema ad una mano il pallone e poi Peppe Orlando con la sua rotazione di braccio mette a terra per il 2-1. Servizio per la Jolly di Peppe Orlando. Si ferma anche questo sulla rete, 2 pari. 2 punti ottenuti dalla Cupe Catania, 2 errori al servizio della Jolly. Giorgio Calabrese al servizio per la Cupe. Su Matteo Bonati, Dionisio Di Pasquale in schiacciata, Murato. Oh! È rimasto lì quel pallone, non si è tuffato Walter Vaiana che ce l'aveva davanti. Ed è 2-3 il punteggio, passa in vantaggio la Cupe Volley Catania. Servizio Cupe riceve Max Lopetrone degli esposti per Matteo Bonati, palla spinta, l'autocopertura del muro e poi il muro della Jolly, salta bene Matteo Bonati proprio davanti agli occhi dell'arbitro, 3 pari. Conflitto a rete, l'alzatore non riesce a rimandare dalla parte opposta. Pronto Luca degli esposti al servizio per la Jolly, pallone lungo ricevuto da numero 17 De Costa, la gioca la Jolly un po' in difficoltà. Ancora De Costa, tocca il muro, tocca ma la rete. la rete, il muro della Jolly. 3-4, passa di nuovo in vantaggio la Cupe Volley Catania. Fa accenno il numero 4.
No, non c'è il 4. Corallo al servizio. Bella la sua spin, tiene bene Max Lopetrone degli Esposti, cerca e trova Dionisio Di Pasquale che ha fatto proteste della Coupe, sto cercando di capire perché, forse per invasione di Dionisio, ma il piede di Dionisio era fuori dal campo in pratica, non era invasione. 4 pari. Matteo Bonatti al servizio. Servizio tenuto bene da Corallo. Schiaccia forte De Costa. Ancora De Costa chiamato in causa. Tocca il muro della Jolly. Recupera Max Lopetrone. La pipe di Matteo Bonatti. Messa a segno. E l'urlo dello schiacciatore della Jolly. 5-4. Ancora Matteo Bonatti al servizio. Riceve ancora Corallo. Mette a segno poi Scuderi. Ottimo primo tempo della Coupe Catania. 5 pari. Cambia pallone. Adesso gioco che può riprendere proprio con l'autore dell'ultimo punto al servizio, Scuderi. Out. E in. Ha lasciato sfilare Matteo Bonatti. Pallone che gli cade sotto gli occhi. 5-6. Vantaggio della Coupe. Ancora Scuderi al servizio, solito rituale in battuta. Riceve Matteo Bonatti degli Esposti, l'attacco centrale vincente di Walter Vaiana. 6 pari. E ne aveva bisogno la Jolly di un suo attacco. Non si è fatta sentire molto in questa partita Walter Vaiana, che adesso è in battuta. Out però, carica troppo la sua battuta e passa di nuovo in vantaggio la formazione di Mister Petrone. +1 per la Coupe al servizio Giuseppe Mancuso. Fabio Remo in bagger, un po' in difficoltà qui la Jolly. Pallone recuperato dalla Coupe, è schiacciato anche bene da Giorgio Calabrese. Sbuccia le mani del muro avversario e ottiene il primo break della Coupe Catania in questa partita. Fischia l'arbitro, può battere Mancuso. Out però, accompagna con lo sguardo Fabio Remo e Jolly che si riporta a -1. Ed è pronto Dionisio Di Pasquale al servizio con la sua battuta spin. Si aiuta con il nastro, riceve De Costa. Out. Schiacciata che finisce sull'asta. Calabrese colpisce forte il pallone ma manca la precisione e prende in pieno l'asta della rete. 8 pari, pareggia subito la Jolly questo break. Dionisio Di Pasquale al servizio, sempre spin, stavolta su Corallo. La schiacciata di De Costa aveva solo quello spiraglio e prende in pieno il braccio del muro avversario. Sì, Massimiliano Lopetrone, muro esterno.
Nuovo vantaggio quindi per la Gupe Catania. 8-9. Con De Costa al servizio. Servizio che però si ferma sulla rete. 9 pari. Adesso Jolly al cambio palla con Max Lopetrone. Vedremo se tenterà una spin. Sì, spin per lui. Si ferma anche questa sulla rete. 9-10 quindi il punteggio. A punto le due squadre. Comunque i ritmi che sono abbastanza calati rispetto al primo set. Gabriele Nicosia al servizio per la Gupe Catania. Molto teso, riceve Max Lopetrone degli esposti dall'altro lato per Matteo Bonati che rischia di farsi male qui. È il punto della Jolly. Ma come l'ha presa Matteo Bonati? Tutti in contropiede con questa alzata. Preso in contropiede Matteo Bonati e tutta la Gupe. 10 pari. Comunque ha rischiato Matteo Bonati, non era facile cadere dopo questo pallonetto. Peppe Orlando al servizio. Spin fortissima, tenuta bene dalla Gupe. Sbuccia il muro della Jolly. Attacco centrale della Gupe. Poi la schiacciata fortissima di Dionisio Di Pasquale, che permette alla Jolly di andare in vantaggio. E quindi di liberarsi dal vantaggio degli avversari. Peppe Orlando. Forte il servizio di Peppe Orlando. Si propone, schiaccia molto bene Corallo. Pallone tenuto bene dalla Jolly. Matteo Bonati per il money out vincente e per il nuovo break della Jolly 5 Frondi. 12-10. Chiama time out mister Petrone. 4 punti consecutivi? 3. Tre punti consecutivi. E intanto vi ricordo di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram Edicola di Pinuccio. Il nostro canale YouTube è quello dove stiamo trasmettendo Edicola di Pinuccio. Iscrivetevi, attivate la campanellina così vi arriveranno tutte le notifiche e lasciate mi piace al video. Ti sento. Squadre che rientrano in campo. Peppe Orlando al servizio. Servizio forte, quasi sul fondo, ricevuto bene dalla Gupe. Il muro della Jolly. Altro primo tempo, difende Dionisio Di Pasquale in bugger Lopetrone per Matteo Bonati che però non può schiacciare. Quindi ricostruisce la Gupe Catania con l'attacco di Corallo che però si era fermato sulla rete. Non secondo l'arbitro. Non secondo l'arbitro. Secondo l'arbitro ha toccato il muro della Jolly. 12-11. Calabrese al servizio, riceve Fabio Remo degli esposti all'indietro per Dionisio Di Pasquale e pallone che si insacca. Vediamo, ti sento? Vediamo se ok,
Io mi sento benissimo, Renato, tu ti senti? Ora sì. Ok, 13-11. Muro della Jolly 5 Frondi. Si tuffa Mancuso, ma il pallone che finisce in tribuna. 14-11. A +3 la Jolly. Luca degli Esposti. Pallone molto teso, tenuto bene da Corallo. Sbuccia il muro della Jolly. C'era la copertura a fondo campo. Matteo Bonati poi a tutto braccio. Arriva Doppia. benissimo Mancuso. Degli Esposti. Poi Remo. Poi Dionisio Di Pasquale, che questa volta mette a segno e lascia lì a terra il libero Magri. 15-11. Luca degli Esposti ancora al servizio. Pallone cortissimo, letto bene dalla Coupé. C'era un'invasione purtroppo. Sì, fallo della Jolly. Sì, ingenuità. Già era in difficoltà Mancuso, quindi non c'era bisogno, dai, di creare questo fallo. 15-12. Corallo al servizio, spin per lui, molto buona, ma tiene benissimo Fabio Remo. Degli Esposti all'indietro, bravissimo a coprire Degli Esposti. Dionisio poi colpisce malissimo. 15 a Si coordina 13. male su questa palla che arriva da dietro. Probabilmente non era un pallone da forzare, poteva fare mandare lungo. meglio, sì, poteva fare decisamente meglio il capitano della Jolly. Corallo al servizio. E occhio alla sua battuta spin. Buona la ricezione di Remo. Bravo nel lungolinea Matteo Bonati, che non si fa pregare e colpisce a tutto braccio per il 16° punto. Matteo Bonati al servizio. Recupera la Jolly, Dionisio Di Pasquale che manda che è di lunga. là. Con il pugno manda di là questo pallone Dionisio Di Pasquale e mette a segno il punto numero 17. E indicazioni dei compagni di squadra della Coupé verso Magri, che non ha coperto quella zona del doveva coprire campo. meglio quella zona lì. Matteo Bonati al servizio per la Jolly, servizio teso ricevuto da Corallo, pallone mandato nel campo della Jolly. Degli Esposti, buona l'alzata per Dionisio Di Pasquale. Mancuso che trova poi il suo compagno calabrese per la schiacciata. Free ball, la può rigiocare la Coupé. 4 sì. 4 Pallone recuperato, si gioca Fabio Remo, 4 Luca e degli sono Esposti, 2, quindi sono Dionisio Di 8. Pasquale, che stavolta mette a segno. Pallone che rimane lì. Pallone che si è Magri. fermato sul nastro senza nessun intervento della Jolly, non ravvisato dalla coppia arbitrale. 18-13, Jolly avanti di 5. Chiama un altro timeout mister Petrone. Abbiamo visto la panchina della Coupé che ha chiamato timeout. (18-13), di nuovo in campo le due squadre. Era stato chiamato al cambio il numero 15 Riccardo Scuderi, ma cambia idea mister Petrone e si prepara in panchina il numero 12 Musumeci.
mentre Matteo Bonati è pronto di nuovo al servizio per la Jolly. Servizio teso, recupera Mancuso in bugger. Buona la schiacciata poi di Calabrese. Fabio Remo in bugger per Dionisio Di Pasquale, stavolta tiene benissimo Magri. Ancora Calabrese, risponde Fabio Remo. L'attacco centrale di Walter Vaiana, che non sa come ma è riuscito a colpire questo pallone e ad ottenere il 19° punto. Cambio, esce il numero 16 Calabrese, entra il numero 15 Riccardo 12. Scuderi. Prima il 15, 15. poi esce Mancuso, l'alzatore, ed entra il numero 12 Salvatore Musumeci. Tanti giovani in campo nella Cupe. E chiama formazione adesso il capitano, il numero 11 Francesco Scuderi. Matteo Bonati pronto al servizio. Servizio molto teso. Ace sporco di Matteo Bonati. Magri non riesce a tenere in gioco il pallone. 20-13. Matteo Bonati al servizio ancora. Questa lunga serie della Jolly. Stavolta si ferma sulla rete la sua battuta. Si interrompe quindi qui la striscia positiva della Jolly. 20-14. Pronto Francesco Scuderi al servizio. Matteo Bonati riceve. Un po' in difficoltà Max Lopetrone, bravo a schiacciare questa palla. Scuderi, pipe, che si ferma però sulla rete. Non riesce ad alzare più di tanto Marco Corallo questo pallone che già era basso. 21-14. Cambio al servizio per la Jolly Cicofrondi. Esce Walter Vaiana, entra Tommaso Orecchio. Tommy per gli amici. Cambio che abbiamo visto già tante volte. Sì. Ha fatto anche il suo primo punto in battuta Tommaso Orecchio qualche partita fa. Buona la ricezione della Cupe. Il muro solitario della Jolly con Dionisio Di Pasquale. A fondo campo era rimasto Tommaso Orecchio, che non è riuscito a tenere in gioco il pallone. Si chiude il cambio, rientra Walter Vaiana, esce Tommaso Orecchio e poi Walter Vaiana lascia posto a Remo il libero. Remo che ha fatto il libero, posto 4, alzatore. E ora aiuto allenatore. Non gli manca nulla, manca solo il centrale, però per l'altezza non conviene. C'è il fratello per il centrale. Riceve Max Lopetrone, buona l'alzata per Dionisio Di Pasquale, poi si tuffa degli esposti ma non ci arriva. 21-16. Al servizio Salvatore Musumeci. Alzatore della Cupe. Buono il suo servizio, non riceve benissimo Max Lopetrone. L'alzata in bugger di Peppe Orlando. E poi bravo Max Lopetrone a mettere a segno. 22-16. Guarda come cambiano le cose, perché Lopetrone all'inizio non aveva ricevuto bene in questa azione, anzi si stava quasi per buttare giù, e poi ha visto il pallone alzato per lui, ha detto non bisogna dargli il tempo di buttarsi giù. esatto.
Dionisio Di Pasquale, il pallone che va out, sfiora la rete, anzi la tocca la rete proprio, e prolunga 22-17. quel tanto che basta per farlo uscire Sì. fuori. Servizio del numero 17 Marco De Costa. Su Matteo Bonati, un po' di difficoltà nelle ricezioni della Jolly. Free ball, vediamo come la sfrutta la Cupe con, bravo qui, numero 15 Riccardo Scuderi, che salta e manda di là questo pallone. 22-18. E lui quindi l'alzatore. Marco De Costa. Rimanda di là Luca Degli Esposti. Buona la difesa della Cupe. Ma c'è il monster block della Jolly Cinquefrondi con la coppia Orlando Degli Esposti. 23-18. Ed è Max Lopetrone ad andare al servizio per la Jolly. In bagger Scuderi, tocca il muro della Jolly, pallone che finisce poi sulla gradinata. 23 per la Jolly, 19 per la Cupe Catania, che adesso è al servizio con Gabriele Nicosia. Servizio teso su Max Lopetrone, Degli Esposti, l'attacco centrale di Peppe Orlando. Un tentativo di recupero in extremis di Max Lopetrone, comunque da apprezzare. Già a terra. Sì, da apprezzare. Infatti ride con i suoi compagni di squadra. 23-20. E ancora Gabriele Nicosia al servizio, con il suo servizio molto teso. Stavolta troppo teso, si ferma sulla rete. Set point 4, ora saranno i 7 point a disposizione per la Jolly per portare a casa questo secondo set. Con Orlando al servizio. E si ferma anche il suo. 24-21. Settimana scorsa Peppe Orlando ha sbagliato una battuta incredibile che l'ha mandata proprio sotto la rete. E gliel'ho chiesto come mai. Lui ha detto che in quel palazzetto non riusciva a vedere bene, c'era la luce che non era molto a favore. Scuderi al servizio. Mamma mia che palata. Pallone che torna nel campo della Cupe, rimanda di la Luca Degli Esposti. Buono il tuffo di De Costa. Pallonetto, c'è il fallo però della Jolly. Qualcuno tocca la rete, forse Walter Vaiana. Nel dubbio tu chiami sempre Vaiana. Non so, era lui? Toccato lui, non lo so. Non lo sappiamo. O lui o Degli Esposti, comunque erano lì entrambi. L'imputato principale, visto il gran numero di falli a rete di Walter. Sì. Time out chiesto dalla squadra di casa, la pallavolo Jolly Cinquefrondi. Già due set point sprecati, ne ha a disposizione altri 2 per chiudere questo secondo set al Palabonini. 10ª giornata di campionato Serie B maschile. Raccoglie il pallone Riccardo Scuderi, che adesso è pronto al servizio. Riceve bene Fabio Remo, Degli Esposti, l'alza per Matteo Bonati, pallonetto che si ferma sul muro, poi Degli Esposti. Matteo Bonati stavolta sceglie la soluzione forte, tocca le mani dal muro avversario, mani out, e 25-22 a chiudere questo secondo set qui al Palabonini di Cinquefrondi.
2-0 per la D per Pallavolo Jolly 5 Frondi contro Arricchiggia Gupe Volley Catania. Primo set 23-25, secondo set 25-23, secondo set 25-22. Cambio campo in attesa del terzo set. Squadre di nuovo in campo per questo terzo set al Palla Bonini di 5 Frondi, in diretta dalle ore 18 per questa 10ª giornata di campionato Serie B maschile. Un'ora da quando è iniziata la partita. Non ci sono cambi nelle due squadre, anzi sì, nella Gupe confermato in Regia al numero 15. no, non è lui l'alzatore, perché è Scuderi solitamente l'alzatore. Comunque sì, è lui, ok. Riccardo Scuderi che parte al servizio degli esposti al centro, forse l'attacco di Peppe Orlando. Sì, unico cambio è quello proprio di Scuderi in cabina di regia nella Gupe. Al posto quindi di Mancuso. 1-0 Jolly, forte la battuta spin di Max Lopetrone. C'è una doppia però. E Beh, un pochino discutibile questa doppia. 2-0 per la Jolly, le proteste di coach Petrone. Giallo per la Gupe Catania. Il primo arbitro Gabriella Notaro dice basta. In effetti ogni discussione, ogni punto messo in discussione, dicevo, ogni punto dubbio viene messo in discussione da coach Petrone.
Buona ancora la spin di Lopetrone. Calabrese bravissimo a mettere il braccio Dionisio Di Pasquale. Pallone che torna nel campo della Jolly. Duello aereo. Dionisio Di Pasquale e Pepperland in bagger per Matteo Bonati. Stavolta forza l'attacco, c'è la copertura a fondo campo. Scuderi dietro, poi mette il pugno Marco De Costa, ma manca la precisione e Jolly avanti 3-0. E si chiude subito il cambio. Rientra il numero 5 Giuseppe Mancuso ed esce. Secondo arbitro che richiama la panchina della Cupe. Sì. Ed esce il numero 15 Riccardo Scuderi. Durata 3 punti la titolarità di Scuderi. Max Lopetrone al servizio, bellissima Buona. la sua spin, ma tenuta bene dalla Coupe, che adesso va alla free ball. Bella combinazione della Jolly 5 Frondi. 4-0. Time la out. formazione calabrese. Time out chiesto da mister Petrone. E la Jolly ha fatto un'azione silenziosa, la possiamo definire così, perché spunta dal nulla Max Lopetrone a raccogliere il pallone. Bella poi l'alzata degli Esposti, che si trova a memoria con Peppe Orlando per il suo primo tempo. È stata una bella azione. 4-0. Squadre di nuovo in campo. Massimiliano Lopetrone al servizio. Ancora buono il suo servizio, ma tiene bene Corallo. Primo tempo, la parata di Dionisio Di Pasquale, l'alzata e tenta di non fare invasione Matteo Bonati. È entrato tutto. C'è riuscito. Pallone che torna nel campo della Coupe. Non c'era l'invasione della... E infatti, glielo sta spiegando Luca degli Esposti. Non c'era l'invasione della Jolly, perché in pratica Matteo Bonati I piedi li aveva dietro. Non ha messo i piedi, ma era sbilanciato giustamente in avanti e aveva solo le braccia avanti, il corpo, ma i piedi erano nel suo campo. Altre proteste della Coupe, che comunque ha ottenuto il punto, quindi tanto vale non protestare. Richiamato anche Dionisio Di Pasquale dalla signora Gabriella Notaro, che estrae il cartellino giallo anche per la Jolly 5 Frondi. Ma di che cosa? Ma infatti, Ma di che cosa? vieni a giocare, Cioè, dice Luca a Dionisio. Ma di che cosa? Boh. Oh. Vabbè, si può giocare a pallavolo adesso? O no? Sì, gioco che può riprendere. Servizio di Marco De Costa. Cioè, l'allenatore Petrone che sta... sulla rete. Ecco, ora dobbiamo esultare perché si comporta male, istigando e poi chiamando l'arbitro. Guarda che mi stanno parlando. Questo non è un comportamento sportivo. 5-1. Peppe Orlando al servizio. Spin per lui. Forte. È tiene sempre lì, benissimo. Ma Sì, che è bravissimo. posizionato perfettamente. Monster block della Jolly 5 Frondi con la coppia Vaiana e Bonati. 6-1. Sì, anche in questo caso Magri ha ricevuto bene una spin. In pratica è già lì fermo, sa dove arriva la palla. Ancora Peppe Orlando per la Jolly. Servizio spin che stavolta si ferma sulla rete. 6-2.
Nicosia al servizio per la Gupe. Riceve Fabio Remo per la Jolly degli esposti al centro per Walter Vaiana. Bene l'attacco di Walter Vaiana. Nicosia non tiene in gioco il pallone. 7-2, ancora più 5 Jolly. Le indicazioni di mister Petrone a Nicosia, che ha lasciato il posto al libero, ed è pronto Luca degli esposti al servizio per la Jolly. Servizio sul numero 3 della Coupé. La copertura a fondo campo di Lo Petrone, poi schiaccia Dionisio Di Pasquale per la Jolly. La schiacciata della Coupé. Alzenbagher Fabio Remo per Dionisio Di Pasquale. Mette a segno una diagonale. 8-2. Riceve la Coupé con Corallo, poi chiamato in causa per l'attacco, e i colpi ce li ha Marco Corallo. L'abbiamo visto con le sue battute spin e con qualche attacco può far male Corallo. 8-3. Calabrese ora al servizio per la Coupé. Riceve Max Lo Petrone. Dionisio Di Pasquale in schiacciata sui 3 metri. Velocissimo questo pallone. Sì. Cade davanti agli occhi dei difensori della Coupé. 9-3. Matteo Bonati al servizio. Non riceve bene qui il libero Magri, che poi ha rimediato. Un po' di conflitto qua nella Jolly. Zona di conflitto, bravo. Poi chi è che ha saltato? Che non ho visto. Chi è che ha saltato che non ho visto? Max Lo Petrone. 10-3 dopo il punto di Max Lo Petrone. Matteo Bonati ancora al servizio. Teso su Macri. Forte Corallo, troppo forte, non mira bene il campo. 11-3. Altro time out chiesto da mister Petrone. Già due chiamati in questo set, sì. Questo è il secondo. Non ne ha altri. Ti ricordi quando in B1 e B2 c'erano i time out tecnici a 8 punti e a 16 punti? (11-3) il punteggio qui al Palabonini in questo terzo set della 10ª giornata di campionato Serie B maschile. Squadre di nuovo in campo. Pronto Matteo Bonati ancora al servizio per la Jolly 5 Frondi. Pallone. Matteo Sempre Bonati. su Macri. Bravo Corallo. 11-4. Ecco, la Coupé deve giocare di più con Corallo. Ne ha di forza nelle braccia. Quando la palla è molto attaccata a rete, il muro non sa dove saltare, dove andare a fare muro. E il ritardo della composizione del muro di 5 Frondi ha permesso Corallo al servizio con la sua spin, ottima, tenuta benissimo da Bonati. Max Lo Petrone
con la sua rotazione di braccio sfodera uno dei migliori attacchi. 12-4. Walter Vaiana pronto al servizio, il centrale di Prizzi in provincia di Palermo. Non bene qui Magri, alza Corallo, pallone un po' lungo, Mura e non c'è il recupero del pallone. 13° punto per la Jolly Cinquefrondi. Cambio. Entra il numero 12 Musumeci, Sì. al posto del numero 17 Marco De Costa. Un po' di rotazioni nella Gupe a far respirare i giocatori. 13-4, Walter Vaiana al servizio. Sì, Out sempre, però. aeroplanino come al solito di Walter, eh. Qualcosa da migliorare, qualcosa da migliorare. 13-5. Servizio di Scuderi. No, Petrone non benissimo, cerca il primo tempo degli esposti su questo pallone basso, non ci poteva arrivare però Peppe Orlando. 13-6. E ancora Francesco Scuderi al servizio. Si ferma però sulla rete, servizio di Scuderi. (14-6). Gupe Catania, in pratica non vede l'ora di tornare a casa. Dionisio Di Pasquale al servizio. Spin per lui, bravo. Bene Macri. Magri. Sempre in posizione perfetta Macri, eh? Monster block della Jolly Cinquefrondi. Peppe Orlando. 15-6. Dionisio Di Pasquale ancora al servizio, stavolta la spin si blocca lì sul nastro. Nastro Settimo pieno. punto. Sì, settimo punto. Cavo per la d'acciaio in pieno. Mancuso +1 per la Gupe. Fabio Remo riceve per la Jolly degli esposti dietro per Dionisio Di Pasquale, forte il suo attacco. Tenta un recupero in extremis Calabrese, che si lancia nel campo degli avversari per recuperare il pallone. Da apprezzare il suo tentativo. 16-7. Max Lopetrone al servizio per la Jolly. Riceve Magri, poi Calabrese a schiacciare per la Gupe, Matteo Bonati a rispondere. Free ball, la Jolly con degli esposti, il pallonetto di Peppe Orlando che se la ride con il suo compagno di squadra Luca degli Esposti, per dire volevi volevi schiacciarla. 17-7. Avanti di 10 la Jolly. Max Lopetrone al servizio, spin Out. che però termina out. Si abbassano i giocatori della Gupe per lasciar sfilare questo pallone. Ottavo punto dei catanesi. Musumeci Servizio con al servizio. Riceve Matteo Bonati e Matteo Bonati si prepara alla schiacciata, viene murato, non ce la fa il nostro libero a mettere una mano. Si è fatto male? Si è fatto male.
Ma ride. Fa finta o... Preso una bottarella. L'ha presa sì, però può continuare. Abbiamo un po' tenuto il fiato sospeso tutti quanti. Out il servizio di Salvatore Musumeci, 18-9. No, Macri che è sempre posizionato. Sì. Vediamo adesso. Perché Peppe Orlando è pronto con la sua spin. Vabbè, ora è posizionato Osservatelo bene sulla vostra centralmente. destra. Stavolta però il pallone non va nella sua zona. Buona la schiacciata di Corallo. Bravissimo. Perché riceve e attacca. Riceve un pallone fortissimo e attacca un pallone altrettanto forte. 18-10. Gabriele Nicosia al servizio. Servizio che si ferma sulla rete. 19-10. Non riesce a sfruttare il cambio palla la Coupe più. Sono 2 o 3 errori consecutivi al servizio per la Coupe. Luca Degli Esposti adesso per la Jolly, che appena fischia l'arbitro parte. Non buona la ricezione di Musumeci e quindi Corallo costretto alla free ball. La gioca la Jolly con Dionisio Di Pasquale che ottiene il money out e torna a più 10 la Jolly, 20-10. Ancora Luca Degli Esposti quindi al servizio. C'è qualcuno pronto all'esordio forse per la Jolly. Mancuso la alza e schiaccia bene il numero 16 Giorgio Calabrese. 20-11 il punteggio. È pronto? È pronto? Non è pronto ancora. Vediamo, aspettiamo l'esordio di un ragazzino della Jolly che è seduto lì in panchina. Libero? Sì. Vedremo quando entrerà. Tanto riceve Max Lopetrone. Degli Esposti al centro per Walter Vaiana. Mette a segno Magri. Non è riuscito a tenere in gioco il pallone. Ed entra 10. Esordio per Michele Zerbonia. Tra gli applausi del pubblico e gli abbracci dei suoi compagni di squadra. Subito primo contatto col pallone perché Matteo Bonetti l'ha passato. Riceve Magri. Attacco centrale col petto. La prende Luca Degli Esposti in bagger. Walter Vaiana per Dionisio Di Pasquale. Dionisio si perde sotto la rete. Paste li grida. Max Lopetrone li grida paste a Dionisio Di Pasquale. Comunque ragazzi adesso si stanno divertendo in campo, si vede. Servizio che tocca la rete. Pallonetto. Bravo Walter Vaiana a restare lì sulla rete. 22-12. Detta i cambi Fabio Remo. Esce Walter Vaiana. Entra Raffaele Zangari. Anche Raffaele al servizio. Quindi cambia il posto del centrale. Sta giocando col doppio libero la Jolly. Fabio Remo in ricezione, in difesa Michele Zerbonia. Altro esordio quindi per la Jolly 5 Frondi. Adesso Raffaele Zangari. Mancuso, attacco centrale di Scuderi. Matteo Bonati, bella. Buona l'alzata per Dionisio È out. però è out. 22-13. Si chiude il cambio, rientra Walter Vaiana, esce Raffaele Zangari, poi Walter Vaiana lascia spazio a Fabio Remo in libero. Cambio anche per la Coupe, esce il numero 4 Gabriele Nicosia, entra il numero 14 Elia Fisichella. L'unico che ancora non era entrato, ah no, ancora manca Simone Giuliano, che ancora non abbiamo visto in campo.
Francesco Scuderi al servizio, teso su Fabio Teso. Remo, bravo però tenere in gioco. Degli esposti in bugger dall'altro lato per Max Lopetrone, si aiuta non con il muro avversario ma con il nastro e mette a segno il 23-13. Sì, ha visto, è entrato il libero di difesa Michele Zerbonia. Più 10 ancora della Jolly. Dionisio Di Pasquale al servizio, pronto con la sua spin. Fortissima, fortissima, ed è un ace di Dionisio Di Pasquale. Non tiene questa volta Marco Corallo e la Jolly che è al match point 24-13. Esce Peppe Orlando, entra Antonio Melara. Dionisio ancora forte, sempre su Corallo, il pallonetto, ci arriva Dionisio Di Pasquale, la Alzenbacher degli esposti, poi lancia un missile e chiede scusa ai suoi compagni. Massimiliano Lopetrone, 24-14. Mancuso più uno, al sì. servizio, più uno. Matteo Bonati, Luca degli esposti per l'attacco centrale di Antonio Melara, che però termina out. Stava già esultando il ragazzo 18enne della Jolly. 24-15. Troppa foga, troppa forza. Non ha trovato la linea. Pallone davanti a Mister Petrone e ancora Giuseppe Mancuso al servizio. Servizio ricevuto da Matteo Bonati degli esposti. E l'ha fatto a questo punto. Ha Sì, chiuso. Antonio Melara che mette a segno e chiude il match 25-15. 3-0 della Jolly Cinquefrondi. È stato cercato apposta Antonio Melara da Luca degli esposti, voleva a questo punto e l'ha ottenuto Antonio Melara. Sorridono tutti i giocatori della Jolly, che comunque non era facile vincere questa partita. L'abbraccio di gruppo, che è un messaggio molto importante per i tifosi e per la società. Tuffo. È il tuffo, sì, solito post vittoria in casa. Complimenti quindi ai ragazzi della Jolly Cinquefrondi. Lo chiamo a Castro? Lo chiamiamo? Non abbiamo il microfono, quindi magari Non abbiamo montato i microfoni, abbiamo solo la lo facciamo cuffietta. con la cuffia. La facciamo alla prossima, dai. Vediamo, speriamo di avere notizie in settimana sulla pagina della Jolly. Comunque noi vi ringraziamo per averci seguiti fino a qui. Grazie da parte Dove di giochiamo la Annalisa prossima in settimana, regia. Gabriele? La prossima settimana siamo a casa, belli con i panettoni Con sul i panettoni tavolo. giochiamo la prossima settimana. Siamo con i panettoni sul tavolo, quindi lo staff dell'Edicolo ovviamente vi augura Cosa augura? buone feste. Auguri a tutti, tanti auguri di buone feste. Ci rivediamo con l'anno nuovo. Sì, quindi vediamoli gli appuntamenti dell'anno nuovo. Vediamo gli appuntamenti dell'anno nuovo. Prossima abbiamo. giornata, eccola qua. Raffaele Lamezia che ospiterà la Papiro Catania Palermo contro Letoianni. Gupe Volley affronterà la Tonno Callipo Calabria Vibo Valenza, quindi uno scontro salvezza. Poi Partinico Palermo ospiterà la Universal Catania, Siracusa affronterà Aquila Bronte Catania e la Jolly sarà ospite del Volley Catania. Quando? Penso il 7 gennaio. Che giorno è? Il 7 gennaio, lo sappiamo? Apri il calendario. Comunque la... di là, ok. L'8. O l'8 o il 9. L'8 gennaio. Ok. Quindi ci rivediamo l'8. Buon anno e buone feste, buon Natale a tutti quanti. Grazie e alla prossima con le edicole di Pinuccio.
non abbiamo l'outro natalizio.